Monte Grappa, Asolo, le colline asolane per la prima puntata del 2024 di Agricoltura Veneta. Benvenuti. Siamo qui perché vogliamo raccontarvi una storia di mele, di sidro, una storia alternativa al prosecco in uno dei luoghi cuore della produzione del prosecco, ovvero la DOCG di Asolo. Siamo con Angelo Ceccato, siamo nella sua proprietà, perché lui ha deciso di coltivare qui le mele, ma soprattutto di produrre sidro. Perché? Per il semplice fatto che coltivo mele e quindi il fatto di trasformarlo in sidro oppure succo di mela, spremuta di mela, poteva dare un maggior valore al prodotto della mela. Questo è il Montelletto e qui c'erano degli insediamenti addirittura dell'uomo di Neanderthal e dell'Homo sapiens. Sono stati trovati proprio in quest'area, nel mio terreno, dei reperti archeologici, soprattutto delle selci a forma di raschiatori e di frecce che poi ho donato al museo di Montebelluna. Poi attorno circa il 1600 questa terra fu donata alla Certosa del Montello di Nervesa da Battaglia ed è rimasta in sua proprietà fino alla fine del 1800. Continueremo a parlare di questa storia subito dopo i titoli. Nella terra della DOCG di Asolo il coraggio di levare prosecco e piantare meli antichi di varietà resistenti per la produzione di sidro, la sfida di un ex bancario ed ex sindaco, ora per tutti l'Indiana Jones alla ricerca delle mele dimenticate. Aumentano gli immigrati che diventano imprenditori agricoli, quasi il 30% in più in appena 5 anni. Agricoltura al primo posto tra i settori che vedono a capo degli stranieri, meglio di costruzioni, servizi, industria e commercio. L'intelligenza artificiale arriva anche in agricoltura, comanderà un veicolo per diserbare meccanicamente con precisione eliminando l'uso di erbicidi. Primo passo di una nuova era che vedrà sempre più macchine e meno agricoltori sui campi? Nuovo anno e vecchi lavori da sbrigare in giardino. Prima buona regola per non rovinare il tappeto erboso è di levare le foglie cadute che possono diventare un ottimo fertilizzante per orto e fiori. Adottare un nuovo gatto per far compagnia al nostro amico felino non è sempre una buona idea. Con Chiara, la veterinaria, seguiamo i consigli per evitare che una buona convivenza diventi invece una guerra in casa. Come saranno la salute, gli amori, gli affari, ma anche la politica? Come sempre, in rima, ve lo racconterà in chiusura della trasmissione la stroiga della pastoria del Borgo Furo. Angelo Ceccato, terra dell'uomo di Sapiens, terra dell'uomo di Neanderthal, però qui abbiamo un altro reperto che racconta un'altra storia. Esattamente, questo è l'emblema della Certosa del Montello che era sulla porta di entrata della vecchia casa colonica che purtroppo oggi non esiste più. C sta per Cartusia, questa è la A, questa è la R, Car, questa è la T, questa è la U, questa è la S, questa è la I, Cartusi, A ancora e M, si può vedere qui, sta per Montelli. Cartusia Montelli, Certosa del Montello. Nel momento in cui i frati certosini la abbandonarono, fu depredata completamente, furono portati via proprio i sassi con i quali hanno fatto parte delle case di Nervesa e di Giadera. E poi a un certo punto, a metà del 1800, fu dato ordine di abbatterla e oggi purtroppo non c'è più. Le certose sono importanti per quanto riguarda anche il sistema vivaistico. Beh, sicuramente famosissima per esempio è la Certosa di Vauvert o la Certosa di Parigi. Questa coltivava ben circa 300 varietà di mele diverse, mele sia da sidro che mele da tavola. Le Certose prendevano tutta una serie di donazioni dai nobili del tempo, tutte le terre circostanti a questa erano proprietà di Benzi, cioè Villa Benzi a 300 metri di distanza, e quindi presumo che siano stati i Benzi poi che l'abbiano in qualche maniera donata alla Certosa del Montello, che qui a Cairano non aveva solo questa proprietà ma ne aveva più di una e ne aveva diverse in tutta l'alta marca trevigiana. Infatti all'Archivio di Stato di Treviso abbiamo trovato anche i nomi degli affittuari e cosa portavano in cambio dell'affitto o della mezzadria al frate priore della Certosa del Montello. Per esempio descritto che dopo eri da Caeran hanno portato un carro con 2 secchi di marzemin de riva. Grazie, adesso le notizie.
Cresce il numero degli immigrati che diventano imprenditori agricoli. Secondo i dati di Unioncamere e Infocamere, aggiornati al 30 giugno 2023, con un balzo del 28% è in agricoltura che si è verificato il tasso più elevato di crescita nella presenza di stranieri alla guida delle imprese negli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2023. A seguire il comparto costruzioni più 26% in 5 anni, servizi più 19%, industria più 16% e commercio più 1%. In Veneto calano del 3% gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo. Stando all'ultimo report dell'INAI, nel periodo gennaio-novembre 2022 gli infortuni sono stati 2.147. Nello stesso periodo del 2023 si sono fermati a 2.086. Furono 10 quelli mortali nel 2022, 8 invece nel 2023. Fra le cause principali il ribaltamento dei mezzi agricoli, attrezzi in movimento che colpiscono i conduttori, l'attacco e lo stacco di attrezzature pesanti, in particolare l'albero cardanico del trattore e la caduta di rottoballe di fieno. La Regione Veneto ha aperto un bando per favorire l'innovazione e la meccanizzazione in agricoltura, 25 milioni di euro che si inseriscono nell'ambito del PNRR. Lo stanziamento è opera del Ministero dell'Agricoltura per l'ammodernamento delle macchine che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione. I beneficiari di questo provvedimento sono le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, nonché le imprese agromeccaniche. Il bando è disponibile nel bollettino ufficiale della Regione Veneto e la scadenza è fissata al 31 marzo 2024. Un veicolo comandato dall'intelligenza artificiale per diserbare meccanicamente con precisione, eliminando l'uso di erbicidi. È al momento un prototipo costruito dai centri di ricerca, università, aziende private e organizzazioni di agricoltura di mezza Europa. WeLaser il suo nome ed è finanziato dall'Unione Europea. Il veicolo autonomo che circola nelle colture è comandato dall'intelligenza artificiale che, mediante l'acquisizione di immagini e l'elaborazione dei dati, consente di distinguere e localizzare il centro di crescita dell'erba infestante, che verrà trattata con un laser sempre guidato artificialmente. Angelo Ceccato, terra di Marzemino dicevamo prima, vedo delle barbatelle di glera, però lei invece ha fatto una scelta completamente diversa, cioè meli. Io avevo un impianto già precostituito e della storia di questo territorio. C'erano delle coltivazioni di meli importanti e quindi ho deciso di proseguire per questa strada. Però insomma forse non era più conveniente fare prosecco. Sì, però le dico francamente sono stato in qualche maniera abbagliato da una scritta che ho visto a suo tempo a Fico, la fabbrica italiana contadina a Bologna. Proprio all'entrata c'era una scritta: in Europa ci sono 1200 varietà di mele, 1000 di queste sono in Italia. Allora ho detto, ma perché non valorizzare un bene che abbiamo solo noi italiani? Insomma, una scelta di cuore, non una scelta di portafoglio. Sì, è stata una scelta sicuramente di cuore, ma spero che poi anche dal punto di vista economico ci siano dei ritorni. Sto facendo un'attività ovviamente di nicchia, però penso che se si riesce effettivamente a valorizzare questo tipo di prodotto, che è appunto la mela antica, trasformandola come faccio io, alla fine si possono ottenere anche dei risultati di tipo economico e quindi la biodiversità potrebbe camminare con lo stesso passo anche dell'economia da un certo punto di vista, no? Grazie, adesso non ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte continueremo a parlare di questa storia dedicata alle mele e al sidro. Seconda parte della prima puntata per il 2024 di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando una storia legata alle mele, al sidro nel territorio della DOCG del Prosecco di Asolo. Una scelta di cuore più che economica al momento, una scelta che ha fatto Angelo Ceccato, che è con noi, che è proprietario di questo territorio, di questo terreno. Angelo, ma di che cosa stiamo parlando come appezzamento e soprattutto come numero di piante? Sono 24.000 metri quadrati su un totale di 30.000 metri. Le piante sono circa 4.000, anche se devo dire che quest'anno ho provveduto a levare circa 2.000 piante che erano di varietà, quelle da tavola classiche, Royal Gala e Golden. Qui c'era un impianto di kiwi dove siamo in questo momento, mentre sopra c'era l'impianto di mele che veniva gestito da mio fratello. Levare tutto voleva dire buttare all'aria 70-80 mila euro dell'impianto, che era già predisposto con le reti, con l'irrigazione,
E quindi non era conveniente metterci prosecco, insomma. Esattamente, anche perché poi il sesto di impianto del prosecco è completamente diverso. Ma allora perché proprio mele e non ad esempio tornare a un kiwi, magari un kiwi giallo? Per il semplice fatto che tutte le rive di Cairano erano coperte quasi da meletti e quindi volevo continuare con questa tradizione. Essendo l'Italia il paese della biodiversità e avendo noi in Italia circa 1000 tipi di mele diverse, ho deciso di andare alla ricerca delle varietà di mele antiche. Ho trovato 200 varietà di mele diverse che poi ho provveduto a piantare, dove c'erano i kiwi, dove c'erano le viti. Grazie, adesso noi ci fermiamo con il nostro Adriano Favaretto. Guardate qua, e non si dica il cambiamento climatico. Siamo alla prima puntata di gennaio e le margherite sono già in fiore. Comunque, come vedete, è già annunciato le puntate scorse, oggi si parla della raccolta delle foglie, che va fatta o in questo caso con un trattorino o con un tosaerba a mano, e se avete poca roba la fate con la scopa di ferro, una carriola e pulite, perché nel tempo ne soffrirebbe l'erba. E come potete vedere, qui, essendo state le foglie cadute e non raccolte da subito, vedete la differenza tra l'erba nata e dove era coperto con le foglie. Certamente dovete trarne anche un utile con le foglie che raccogliete. Tanto raccogliendole così vengono anche tritate, quindi aumenta la procedura di decomposizione. Potete metterli in un angolo se avete posto o una gombinetta dell'orto. Le foglie poi diventeranno utili, fare del terriccio, del compost, che arate sotto o vangate sotto nell'orto o nel campo, aumentano la microfauna del terreno. Tutti i vermiciattoli, tutta quella roba lì, e sono altro che insetti che aiutano a decomporre e concimare il terreno per i vostri raccolti. Quindi mi raccomando, le foglie buttee non in giro per le strade, qui sacchetti e tutto, ma portee su un angolo del vostro giardino se poi lo utilizzate anche per l'orto. Altrimenti a un amico, a qualcuno, gliele insaccate e gliele portate là a lui da mettere sul campo. E come sempre fate un buon lavoro, solo foglie però, mi raccomando. Angelo Ceccato, quanti anni ha quella pianta? Quella pianta io me la ricordo che era di quelle dimensioni ed ho 65 anni, quindi presumo che abbia più di 100 anni. Perché proprio la scelta di mele antiche e non ad esempio di mele tipo le Golden, le Gala, cioè quelle che andrebbero per la maggiore per la vendita nei mercati ortofrutticoli? Per il semplice fatto che utilizzando il principio della biodiversità si riescono a coltivare le mele che abbiano delle caratteristiche sia di acidità che di dolcezza, che sono il giusto mix per fare un buon sidro e anche una buona spremuta di mele. Ma il sidro fa parte della storia di questo territorio? Beh, sicuramente sì. Io mi ricordo che mia madre mi raccontava che il nonno materno lo faceva a casa, ma anche mio papà mi diceva che a suo tempo i contadini della nostra zona, quando avevano finito il vino, lo facevano con le mele, con tutto quello che avevano, comprese le mele, soprattutto mele. Però qui c'è anche la scelta della varietà di mele per avere un sidro equilibrato. Ho sia mele acide e sia mele dolci, e questo appunto mi consente di fare un sidro che sia equilibrato poi alla fine. È ovvio che ogni anno sarà un sidro diverso, perché dipende dal tipo di quantità che si produce per ogni varietà. Infatti io è 3 anni che lo faccio e ogni sidro è diverso dall'altro, proprio per questo motivo. Grazie, adesso tocca a Renzo Gatto. Arancio amaro, Citrus aurantium varietà amara. Originario probabilmente della Cina, in Italia però arriva con gli arabi. È un albero alto tra i 3 e i 5 metri. Che differenza c'è tra l'arancio dolce e quello amaro? Il primo è quello più grosso, quello che noi consumiamo abitualmente. L'arancio amaro è più piccolino, rugoso e soprattutto amaro, per cui viene utilizzato in cucina solo per fare delle marmellate. Perché ci interessa? Perché dalla scorza del frutto immaturo si ottiene una sostanza molto utile nelle diete dimagranti che si chiama sinefrina.
mentre la scorza del frutto maturo viene utilizzata in particolare in tisane per scopi digestivi. Inoltre viene utilizzato anche per produrre degli amari e anche come bevande, tipico il chinotto. E adesso vi propongo una tisana per la digestione. Allora prendiamo 1/3 di genziana radice, 1/3 di arancio scorza e 1/3 di centaura erba. Misceliamo, prendiamo un cucchiaino da caffè, lo mettiamo in 150 ml d'acqua calda, lasciamo in infusione per un 10 minuti circa, mescolando di tanto in tanto, poi filtriamo e beviamo un'ora, mezz'ora, un'ora dopo pasto. Dell'arancio amaro però si utilizzano molto i fiori, i quali per distillazione danno un olio essenziale molto profumato, molto pregiato e anche molto costoso. Possiamo però fare anche una tisana con i fiori di arancio essiccati. Prendiamo 2 cucchiaini da dessert, li mettiamo nei classici 150 ml d'acqua, calda però non bollente, lasciamo in infusione per 10 minuti, filtriamo e possiamo bere 1, 2, 3 tazze al giorno. Questa tisana è indicata particolarmente per disturbi d'ansia e come rilassante. Termino con una curiosità. Perché si dice fiori d'arancio per una sposa? Si narra di un re particolarmente geloso dei suoi alberi di arancio amaro, al punto da negare un rametto anche a un importante ambasciatore. Questi andò dal giardiniere del re e lo ottenne in cambio di 50 denari, che servirono alla figlia del giardiniere per potersi sposare, perché a quel tempo senza dote non ci si poteva sposare. Ecco perché per una sposa sono importanti i fiori d'arancio. Ed eccole qui le mele, o comunque parte delle varietà che sono prodotte qui. Queste sono solamente 5 varietà di mele. Questa per esempio è una mela modenese, è una mela che ha qualche secolo. La mela antica, le mele storiche di questo territorio sono quelle più resistenti qui. Sì, moltissime di queste, la maggior parte, sono resistenti a determinate malattie, soprattutto quelle fungine. E quindi diciamo che voi fate una ricerca proprio per arrivare a queste, proprio per trattare il meno possibile. Ci sono tutti i trattamenti bio, infatti quest'anno, 2024, dovrei riprendere anche la certificazione bio. So che lei ha fatto anche delle ricerche per la produzione del sidro. Qui nella Marca Trevigiana il sidro veniva prodotto anche diversi secoli fa. Ho trovato infatti un libro a Villorba che parlava che nella Marca Trevigiana nel 1522, quindi sto parlando di 5 secoli fa, si produceva sidro con le mele e con le sorbe. Le sorbe sono della stessa famiglia delle mele, quindi sono delle rosacee, e maturano per ultime. Fatto sta che per fare un sidro ottimale cosa facevano? Prendevano le sorbe, le mettevano nella paglia, le facevano maturare, riuscivano ad avere una gradazione zuccherina di 20 gradi e quindi questo consentiva al sidro di poter durare, quindi ad avere un livello anche di gradazione un po' più alto, e siccome erano ricche di acido malico questo consentiva anche di conservarlo meglio. Era una produzione familiare, cioè erano le famiglie che oltre al vino, vuol dire, producevano anche sidro. Bene, adesso noi ci fermiamo con Zampettando. Oggi sono qui per parlarvi di gatti, ancora, di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché sempre più spesso ci viene chiesto a noi veterinari cosa fare e come fare per portare a casa un gatto quando ne ho già un altro. Ci tengo a sottolineare una cosa: il gatto, nonostante noi siamo abituati a vederli così coccolosi più delle volte in casa e ormai essere parte integrante delle nostre famiglie, è un animale che non è da branco come può essere il cane. Il gatto è un animale assolutamente solitario, non esistono branchi di gatto, la società felina è organizzata in maniera completamente diversa rispetto a quella del cane. Dovete sapere
sapere che un gatto quando arriva in casa divide, diciamo così, mentalmente il proprio territorio come in 4 quadranti. C'è la zona del gioco, la zona del riposo, la zona del cibo e il bagno. Queste zone, a prescindere da dove noi mettiamo le ciotoline e la lettiera, sono molto precise per lui, molto definite, e nel momento in cui si decide di portare dentro un altro gatto in una casa dove ce n'è già un altro, si vanno a rompere completamente questi equilibri. E come immagino la maggior parte di voi, se avete un gatto, sapete, sono animali estremamente abitudinari che non amano assolutamente i cambiamenti. Inserire un altro gatto, giovane o adulto, in una casa dove è già presente soprattutto un gatto adulto, rischia di creare un fenomeno di stress veramente molto importante. Stress che l'animale manifesta molto spesso in maniera subdola. Possono arrivare a pulirsi in maniera così ossessiva e a leccarsi così tanto da portarsi via gran parte del pelo. La zona più indicata nel gatto è l'addome e l'interno dei fianchi. Come consiglio, quando vedete qualunque cambiamento nella quotidianità del gatto, vivetelo come un campanello d'allarme. Il gatto non verrà mai a dire sto male, piuttosto si isolano e piuttosto fanno o hanno degli atteggiamenti anomali rispetto alla loro routine. Può essere che si lecchino molto di più, può essere che ci evitino, può essere mangiare meno, può essere stare isolati. Sono tutti piccoli campanelli d'allarme sul fatto che c'è qualcosa che li sta disturbando. Sarà poi il veterinario, parlando con la proprietaria, con il proprietario, a capire come poter aiutare il gattino in questione. Ma è vero che lei è un po' l'Indiana Jones della mela perduta? Beh, è un'affermazione un po' troppo altisonante, però dire che sia la ricerca di mele che abbiano quelle caratteristiche idonee per fare un buon sidro, questo sì. E queste qua che vede sono tutte mele che possono essere conservate anche durante l'inverno, possono durare anche fino a febbraio-marzo senza metterle in frigorifero. Questa è una mela modenese, è una mela prevalentemente farinosa, ha 1000 sapori. Questa invece è una renetta champagne, è una mela acida, anche questa quando matura è leggermente farinosa, però meno del modenese, e questa qui è adattissima per fare il sidro. Quindi la prima molto dolce, la seconda invece molto acida. Esatto. Questa ad esempio? Questa è una renetta grigia, questa qui come gusto è simile a una pera, anche se la polpa è molto più morbida. Ecco. E qual è allora la mela giusta per fare il sidro? Cioè qual è la caratteristica che la rende unica e solo per la produzione del sidro? Beh, secondo me ci vogliono più mele per fare un buon sidro, mele che siano sia dolci che acide. Poi ci sono delle mele che hanno entrambe queste caratteristiche, per esempio l'annurca, che è una delle mele più antiche in assoluto che ci sia in Italia, ha circa 2000 anni ed è raffigurata anche negli affreschi di Pompei, potrebbe essere adatta, anche perché poi ha tutta una serie di caratteristiche organolettiche che la rendono veramente una mela buona sia da mangiarsi e secondo me anche per fare il sidro. Non è che sia stata poi la mela di Adamo ed Eva quella? Va a saperlo. Ci fermiamo per le previsioni. Un'ampia circolazione ciclonica sta interessando tutta l'Italia, in modo particolare le regioni settentrionali e forse in modo più intenso proprio il nord-est. Vedete dalla carta del tempo questa depressione piuttosto vasta, ma cosa importante, è associata a sistemi perturbati, il primo dei quali sta già interessando tutte le nostre zone, con precipitazioni intense che ci hanno interessato tutta la giornata e che continueranno
pioveranno anche nella giornata di domenica. La quantità di pioggia va aumentando di ora in ora, quindi un sabato e una domenica con precipitazioni che si possono riassumere addirittura in una quantità simile a quella che normalmente cade in tutto il mese. Diciamo dopo domenica pomeriggio c'era un netto miglioramento, la nuvolosità rimarrà, però i fenomeni smetteranno. Primi 3 giorni della prossima settimana all'insegna del tempo stabile, quindi con dei rasserenamenti addirittura, ma con temperature che andranno sotto lo zero, quindi avremo delle diminuzioni, delle gelate anche in pianura. Naturalmente sia per sabato che per domenica le precipitazioni, la pioggia che c'è in pianura sarà già 1000-1200 metri di nevicate abbondanti, se non molto abbondanti. Intanto per questo fine settimana venti con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, le temperature ancora si mantengono sopra la media, 7, 8 gradi, 9 gradi addirittura in pianura le minime, le massime 1 grado, 2 gradi di più. L'Alto Adriatico con questa situazione naturalmente ciclonica è molto mosso, localmente agitato, poi diciamo da lunedì, da domenica pomeriggio tenderà a attenuarsi il moto ondoso. È tutto. E allora adesso parliamo del sidro. Allora, il sidro è, diciamo così, un'alternativa al vino. Come il vino è un fermentato del mosto dell'uva, questo è un fermentato della spremuta di mele. In Italia fino a questo momento il sidro non è che sia molto conosciuto, infatti quando vado a mercatini e qualche fiere più di qualcuno lo confonde o con il succo o pensa sia vino. In realtà insomma è qualcosa di completamente diverso, anche se assomiglia molto più al vino che alla birra, devo essere sincero. Perché avete deciso di fare 3 tipologie diverse di produzione? Perché ho un sidro che fa solamente 5 gradi, quindi a bassa gradazione alcolica, e ho anche quello che ne fa 10,5, quindi a più alta gradazione alcolica e che si avvicina un po' di più al vino. Al prosecco, visto che il prosecco fa 11 gradi. Un'alternativa o un concorrente? Beh, io dico che si può affiancare al prosecco, può essere bevuto sia tutto pasto, soprattutto quello con gradazione maggiore, possono fare gli spritz anche con il sidro, poi abbiamo quello con più bassa gradazione che può essere anche questo bevuto come aperitivo da solo, e poi c'è quello dolce che può essere bevuto come dessert, ma che va bene molto anche con i cibi per esempio salati, grassi, perché crea un minimo di contrasto. Come produzione siete in tanti a produrre sidro? Siamo ancora dei pionieri perché il mercato ancora non c'è. Io lo vedo, insomma, fino a questo momento ho prodotto circa 30.000 bottiglie di sidro complessivamente nei 3 anni e insomma prima di poterlo vendere tutto passa un po' di tempo. Mercato solo italiano il suo o anche estero? Sto avendo alcuni contatti con l'Australia e spero di riuscire anche a esportarlo. Però diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di inserirlo all'interno del mercato italiano, anche perché avendo una bassa gradazione non dà problemi in caso di guida. È ovvio che è alcol, però può essere più adatto anche a un pubblico giovane. Però stiamo vedendo anche con chi me lo trasforma di creare un sidro senza alcol. C'è un impianto di trasformazione in Veneto? Gli impianti sono presenti soprattutto in Friuli e in Trentino. Ma secondo lei ci sarebbe spazio, magari associandosi con altri produttori? Beh, secondo me l'obiettivo finale dovrebbe essere questo. Il futuro quale deve essere allora secondo lei per il sidro veneto e quello trevigiano? Creare un prodotto autoctono nei nostri territori che possa creare valore non solamente per chi produce le mele ma anche per tutto il territorio, perché la gente è alla ricerca di prodotti di questo tipo. Grazie ad Angelo Ceccato, si chiude qui questa prima puntata del 2024 di Agricoltura Veneta e come tutte le prime puntate la parola adesso va a Morgana con il pronostico e noi ci vediamo la prossima settimana. Buondì e buon anno beasente da Morgana del Fiume Silente, che anche per sto anno, per chi che sente, conta come andrà senza tasar niente. Come siamo col contarvi di salute. Influenza che ne sarà anche per tutti, gavaremo però manco Covid e infermiere que tutte, senza però mai desmentegarsi degli anni brutti. De brutto invece che sarà i prezzi sempre più alti, de pan, de latte, de vin e per avere panza piena.
e pide qualche famiglia che toccherà fare i salti per combinare con pochi schei e il mesodico a cena. Senza parlare dei mutui per a casa che crescerà senza che nessuno si daga una sveglia. Con il risultato che schei e stipendi sarà carta strassa e i giovani non si farà più una famiglia. Crescerà invece i bestioi in casa per fare compagnia a chi si sente solo. Ma su sto argomento è meglio che tasa, perché per molte tose sarà meglio di un moroso. Del resto, con quel che sentiamo ogni giorno, de femmine maltrattate in sto mondo matto, se non cavemo gli uomini violenti de torno, nessuna si fiderà più andar fuori contosato. Insomma, una guerra in casa manca fuori i confini, che purtroppo continuerà a dice il silente, perché i grandi non cambierà quel che sia un brutto destino e non arriveremo mai a combinare una pace per quella gente. Qua politica che invece pensa solo ai suoi interessi. Avevo visto che tutti si agita già per l'Europa. Fin ieri quella su parea tutti lessi e adesso quell'elezione per un voto tutti si copa. Intanto i desperai muore sempre di più in mar e qua le aziende non ha più operai per la produzione. Gran fatto che non si possa combinare di farli arrivare con una programmazione. Che chi che me comanda impari dai contadini che da sempre fa un po' guardando il domani. Sarebbe meglio per tutti i cittadini invece di sto continuo can che magna can. E questa è a fine siamo rai de previsione per sto anno del silente. Ma intanto passa a Befana, pensiamo al carnevale, che una ridata cava il nervoso e non costa niente. E ora con sorriso Morgana adesso si inchina, ringrazia e va via, pronta a contarvi il futuro davanti sta cavana. A febbraio, sempre qua, lungo il Sil, in pastoria! Buona conclusione del tempo di Natale. Amiche e amici, ci fermiamo oggi su quei versetti del Vangelo di Marco, all'inizio, capitolo 1, che raccontano la scena del battesimo di Gesù, che è la conclusione del tempo di Natale, perché questa domenica 7 gennaio, che segue immediatamente l'Epifania, è proprio la festa del battesimo di Gesù, come ben sappiamo. C'è un collegamento tra l'Epifania e il battesimo, perché anche il battesimo è una epifania, cioè una manifestazione, si dice. Gesù è un racconto che ha lo scopo di rivelarci chi è Gesù, esattamente come accade nella scena dei magi, che con il loro cammino, con la loro esperienza, con i loro doni, con i loro gesti, con le loro posture, ci invitano a riconoscere chi è veramente Gesù, cioè il Figlio di Dio, il Messia di Israele. Cosa ci dice la scena del battesimo di Gesù? Ci dice innanzitutto una cosa disarmante, ma anche intrigante. Attenzione. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, è la prima volta che Gesù compare nel Vangelo di Marco, venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Questa è una cosa che potrebbe stimolare molte riflessioni nella nostra vita, no? Il primo verbo che parla di Gesù nel Vangelo di Marco, se si esclude lo spostamento fisico, cioè il fatto che Gesù venne da Nazaret di Galilea, sì, in effetti la prima cosa che Gesù fa è camminare da Nazaret verso l'area del Giordano dove Giovanni battezzava, ma se si esclude questo cammino fisico di Gesù, la prima azione che Gesù fa
è un'azione al passivo, cioè lui è il soggetto di un verbo passivo. Fu battezzato, che letteralmente significa venne immerso. Tra l'altro tutta la scena del battesimo vede Gesù nel ruolo appunto più di attore passivo che non di protagonista attivo, cioè l'attore principale non è lui. Gesù nella scena del battesimo osserva e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo. Allora, i cieli si squarciano, quindi sono i cieli protagonisti, in maniera tale che si crei una comunicazione tra il cielo e la terra, come una porta che si apre, no? E qui comprendiamo che Gesù è un ponte, un pontefice che unisce il cielo e la terra, ma sono i cieli che fanno l'azione di squarciarsi. È lo Spirito che fa l'azione di scendere sulla terra, sul corpo, sull'umanità di Gesù. E poi è la voce che viene dal cielo, cioè, c'è una voce che viene dal cielo, è la voce del Padre evidentemente, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Vedete che Gesù inizia la sua attività con una passività. Il figlio di Dio, per poter iniziare la sua vita pubblica, la sua manifestazione pubblica, ci mostra tutto ciò che lui è disposto a ricevere dalla terra, Giovanni Battista, che lo precede, che parla di lui, che lo anticipa, che in qualche modo già lo interpreta, e dal cielo, no? Lo Spirito Santo, la voce del Padre, i cieli che si aprono così. Gesù inizia la sua manifestazione al mondo ricevendo tutta una serie di energie che provengono dalla terra e dal cielo. E in questo modo ci indica la cosa principale che noi cristiani dobbiamo fare: ricevere. La prima cosa che dobbiamo fare è ricevere, ecco perché preghiamo. Ecco perché ha senso pregare. Qualcuno dice no, ma alla fin fine quello che conta è agire e fare, no? Attenzione, c'è un grandissimo inganno in questa convinzione che tante persone hanno. Noi preghiamo, noi ascoltiamo la parola di Dio, noi invochiamo lo Spirito Santo perché prima di tutto il compito, la cosa spirituale più importante che possiamo fare, la impariamo da Gesù, è ricevere. E se questo brano del Vangelo ci permette che riecheggino dentro di noi alcuni passaggi della Genesi, della creazione del mondo, per esempio, nella creazione del mondo si parla dello Spirito di Dio che aleggiava e che planava sulle acque, no? Qui lo Spirito scende in forma di colomba. È sostanzialmente la stessa immagine. Ci sono acque nella Genesi e ci sono acque qui nella scena del battesimo, no? Qui le acque del Giordano, là le acque primordiali, l'oceano, l'abisso primordiale. Nella Genesi c'è la terra che emerge dalle acque. Qui non c'è la terra, ma c'è un uomo nuovo che emerge dalle acque, la nuova umanità, l'umanità di Cristo, no? E anche nella Genesi c'è la voce di Dio che parla e che crea parlando. Qui c'è la voce del Padre che si fa sentire e che ci rivela ciò che Lui sta facendo attraverso suo Figlio. La nuova creazione, vedete, tutto concorre a dirci che questa è la nuova creazione, ma la nuova creazione parte dalla capacità di ricevere l'amore di Dio. Buona vita.